Bene, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. L'incontro di oggi è stato deciso, oppure pensato da me, l'estate scorsa, perché il presidente Di Blasio ha fatto un incontro per ordini, istituzioni, ha invitato insomma un po' di persone al porto, facendoci fare tra l'altro un giro meraviglioso all'interno del sistema portuale e dell'area industriale, e poi ci ha illustrato quali erano stati gli interventi fatti e quali erano in fase di progettazione. E allora io ho pensato che forse sarebbe stato interessante, e la vostra presenza mi dice che quel forse non era un forse, sarebbe stato interessante che quello che ci aveva detto il Presidente in quell'occasione ad un gruppo non ristrettissimo, ma comunque ristretto di persone, sarebbe stato importante fosse conosciuto anche dalla città. Voi sapete ormai, chi frequenta l'Ateneo lo sa, che noi abbiamo un ciclo che si chiama Ateneo per la città, che è dedicato alle questioni più importanti, ai problemi di Venezia e dell'area metropolitana. E quindi questo evento sul porto si inserisce a pieno titolo in questo nostro ciclo. Segnalo anche che il porto farà da protagonista ad altri due cicli tradizionali del nostro Ateneo, che sono quelli che riguardano la geografia e quelli che riguardano i trasporti. Due parole per dire che Venezia, che nei secoli si è identificata col suo porto, negli ultimi decenni sembra vivere una vita diversa, cioè il porto sembra essere qualcosa di estraneo rispetto alla città. In realtà è una realtà importantissima, non solo per la città, ma diciamo per tutta l'area adriatica, nord adriatica, tant'è che il presidente è presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, che non è una formula pomposa, ma è una formula realistica per indicare proprio le competenze e l'importanza di questo settore. E quindi secondo me è importante che i cittadini conoscano meglio questa realtà, se ne facciano un'idea, possano essere convinti di alcuni progetti, non convinti, ma come dire, la conoscenza e la trasparenza sono sempre importantissimi. Quindi io ringrazio il dottor Di Blasio per la disponibilità che ha dimostrato, e anche ringrazio i suoi correlatori o stimolatori, come li vogliamo chiamare, Roberto Beraldo, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Venezia, e Piero Pedrocco, Coordinatore Commissione Territorio, Ordine Ingegneri, Città Metropolitana di Venezia. Abbiamo il piacere di avere con noi anche il Comandante Parascandolo in rappresentanza della Direzione Marittima di Venezia, cui volentieri cedo la parola. Prego, Comandante. Grazie Presidente, e un grazie per questo invito. Io sono molto onorato di essere in questa prestigiosa sala dell'Ateneo e saluto in maniera deferente gli ospiti convenuti, il Presidente dell'autorità portuale che ha voluto parteciparci di questo invito su una tematica
attuale ma molto complessa, quella del sistema portuale veneto, dove poi l'autorità marittima gioca insieme ad altre autorità compresenti sul territorio un ruolo importante per garantire uno sviluppo sostenibile ed equilibrato delle attività economiche. Dicevo complesse non solo per il fatto, porto i saluti dell'ammiraglio che purtroppo non può essere qui perché è impegnato in un altro impegno istituzionale fuori sede, quindi detto questo volevo dire veramente due parole riguardanti quelli che sono gli aspetti e i capisaldi del nostro agire, e cioè i concetti di safety e security che sono contenuti nel codice della navigazione e rimangono saldi a fronte di una normativa complessa e anche speciale che si è stratificata per quanto riguarda la Venezia e il suo sistema portuale, da ultimo il decreto legge 103 2021. E questi sono capisaldi importanti che sono stati sempre più affinati attraverso il ricorso alla normativa internazionale, per cui i concetti di safety, cioè come tutela da un rischio derivante dall'attività ordinaria, rispetto a quello di security, cioè quello di tutela del rischio derivante da eventi provenienti anche dall'esterno. Dicevo, questi due aspetti che sono il capisaldo del nostro agire si sublimano in quelle che sono poi le attività quotidiane del corpo, che qui a Venezia assumono un ruolo fondamentale, forse peculiare rispetto agli altri porti italiani, a partire dalla gestione del traffico, che è una gestione complessa, perché il traffico marittimo in entrata e in uscita a Venezia avviene attraverso dei convogli di 5-6 navi, tutte in fila, gestite dall'autorità marittima attraverso il concorso dei servizi tecnico-nautici ancillari alla navigazione, quelli di pilotaggio, rimorchio e ormeggio, attraverso un sistema di rilevazione informatico-elettronica che è il Vessel Traffic Service, che segue questo convoglio. Chiaramente il tutto poi da gestire quando ci sono le giornate in cui il Mose solleva e quindi protegge la città dalle maree. Queste attività chiaramente si sono affinate da un lato sulle verifiche e quindi su un'attenzione sulla sicurezza del mezzo nautico, quindi della nave latamente intesa da un lato, e dall'altro anche sulla disciplina e la regolamentazione dell'attività nautica attraverso le ordinanze che sono un patrimonio regolamentare che condividiamo con l'autorità portuale, perché l'autorità portuale ha una competenza sulla terra, noi abbiamo competenza sullo specchio acqueo. Quindi parlare di sicurezza oggi credo che questo sia importante per incarnare un valore supremo che poi deve rendere sostenibile tutte le attività economiche. Per cui io non rubo altro tempo ai relatori, vi ringrazio veramente tanto per l'invito e auguro buon proseguimento di lavori. Grazie. Grazie Comandante, permettetemi un saluto particolare e un ringraziamento per la presenza al Presidente della Corte d'Appello Carlo Citterio, che ci onora della sua presenza, e lascio la parola al protagonista della nostra serata, a lei, Dottor Di Blasio. Grazie. Allora, faccio anche io un breve saluto. Intanto grazie Presidente. Qualcuno quando sono arrivati mi ha fatto notare che se voi guardate sopra le vostre teste, che è anche uno dei privilegi di stare qua, c'è un ciclo dedicato al purgatorio, e la cosa mi ha fatto subito sentire a mio agio, perché in effetti in questi anni io ho iniziato a fare Presidente dell'Autorità di Sistema il 28 maggio del 2021 e dopo pochi mesi mi chiamarono da Roma, mi dissero: Presidente, si segga,
E io dico, no, ma che stai dicendo? No, si sega, quando ho sentito quello che mi stavano dicendo mi sono seduto effettivamente perché, come sapete, con il decreto 103 il governo, no, allora governo Draghi, decise di cambiare insomma tutto il sistema della crocieristica veneziana, e io veramente ai primi mesi di esperienza come presidente diventai commissario di governo per le crociere. Dopo qualche mese mi chiamarono di nuovo, dice presidente si segga un'altra volta, c'è un'infrastruttura che è ferma da 14 anni, 15 anni, Monte Sindial verrà commissariata, lei sarà il commissario di governo di Monte Sindial. Al che ho chiamato la segreteria del ministro, ho detto cancella il mio nome perché ne abbiamo abbastanza. No, per dire che ci fa molto piacere essere qua, tra di voi ci sono molti portuali, questo mi fa molto piacere. Io l'altra volta che, se non ricordo male, era nel 2022, 4 novembre del 2022, avevamo fatto un'altra serata, non c'erano così tanti portuali. Questa volta abbiamo colto questa grandissima opportunità, ma non è una frase fatta, perché per noi riuscire ad arrivare all'interno di un luogo in cui liberamente possiamo condividere la nostra attività istituzionale con persone che sono interessate, persone che hanno una curiosità di conoscere che cosa fanno queste 100 persone che stanno all'interno dell'autorità di sistema portuale che ha la sede, se non lo sapete, a Santa Marta, in collaborazione ovviamente con l'autorità marittima, ma insomma è una grande opportunità di raccontare innanzitutto che cosa facciamo, di raccontare come stiamo rispondendo ad alcune sfide. Poi insomma i due rappresentanti degli ordini degli architetti e degli ingegneri stimoleranno il dibattito, ma raccontare un po' come sta andando la nostra, diciamo, sistema portuale, che è un sistema logistico, che è un sistema industriale, e anche appunto aprire questa che poi forse avete visto sui giornali essere una serie di appuntamenti che verranno fatti, no, proprio in questo luogo sul tema un po' dell'economia legata all'acqua, diciamo un tema un po' più generale della sostenibilità, e quindi è molto bello che si parli in maniera diretta con i protagonisti di una tematica così cara. Oggi io partirei subito con un video che serve un po' a scaldare l'atmosfera e a farvi un po' immaginare quello di cui andremo a parlare. Prego.
comincia, ingegnere? Faccio io. Prego. Come si attiva? È già attivo. Beh, anzitutto grazie all'autorità portuale, grazie all'Ateneo per questa occasione. Io qui non rappresento chiaramente me stesso, ma l'Ordine degli Ingegneri di Venezia e il mio presidente Mariano Carraro, che bontà sua aveva un impegno e ha chiesto a me di partecipare, e quindi io sostituisco il presidente in qualche modo, spero degnamente. La prima questione che vorrei porle, Presidente, è un po' articolata e complessa, ma in sostanza è questa. C'è un problema, c'è una serie di problemi che sono emersi recentemente sul Mediterraneo. In particolare abbiamo il canale di Suez che ha avuto dei rinnovi e che ha avuto dei problemi di carattere anche bellico recentemente. Però abbiamo anche un caso di Doha e Dubai, che sostituiscono Venezia e Genova del Medioevo, in pratica nel mondo contemporaneo. Perché Doha e Dubai, io ricordo di essere andato a Sri Lanka a vedere delle balene e tutti guardavamo dal largo della costa di Sri Lanka queste code delle balene che si inabissavano, tornavano. A un certo punto compare all'orizzonte un oggetto giallo, piccolino, poi si avvicina, si ingrandisce, diventa sempre più grande, enorme, nessuno guardava più le balene. Era una portacontainers per 24.000 TEUs cinese, gialla completamente chiusa a giramondo. E fu uno shock per me, piacevole anche, era bella da vedere, ma gigantesca. Le balene, poverine, si inabissarono. E allora feci 2 calcoli sulle distanze, perché si diceva l'Adriatico è molto favorevole per arrivare al centro Europa, però se le navi sono multi-purpose, Venezia-New York, Shanghai-Venezia-New York, Shanghai-Rotterdam-New York, qual è la differenza? La differenza è favorevole ancora a Venezia, ma non sono 6 giorni, sono 32 ore di vantaggio, anzi 46, scusate, sono 32 a Genova, perché bisogna risalire l'Adriatico e ridiscendere l'Adriatico. Su New York diventano solo 15 ore di vantaggio, calcolato con 20 nodi di velocità calcolato. Ma insomma, calcoli approssimativi, però il vantaggio non è così grande come fosse se le navi fossero destinate all'Europa. C'è sempre il problema poi logistico della burocrazia, del superare le Alpi, tutti i problemi che conosciamo, dei fondali. Venezia e Ravenna non hanno i fondali, Trieste li ha ma non ha lo spazio, siamo sempre lì. 10 milioni di metri quadri a TEUs del porto di Rotterdam. L'altro grosso problema in realtà è quello dei pirati e dell'assetto bellico. Allora, su questa situazione del Mediterraneo, no? su questa situazione il canale di Suez che migliorerà sicuramente, come per le post-Panamax migliorerà anzi ha già migliorato il canale di Panama. Come si sta attrezzando il nostro porto? Cioè, avete delle prospettive in tal senso? State lavorando per superare questi problemi? Lo sapevo che venire a un convegno organizzato dagli ingegneri era un rischio, però insomma. Allora, il porto di Venezia è un porto che ha i volumi in crescita, nel senso che quello che ha detto l'ingegnere è parte dell'attività quotidiana di tutti gli operatori, molti dei quali sono tra di voi, cioè andare a capire come, nel migliore dei casi, reagire, cioè in realtà anticipare alcuni eventi che negli ultimi tempi sono andati non soltanto sommandosi, ma diminuendo la frequenza, quindi ci sono più elementi, come si dice, no, disruptive, che creano degli shock, paragonabili a quello, no, della vista della nave gialla,
ma che hanno visto in questo caso, quindi faccio subito la risposta, hanno visto un porto che ha reagito, un porto che nel 2024 ha raggiunto i 24 milioni di tonnellate per quanto riguarda Venezia, 800.000 tonnellate per quanto riguarda Chioggia. Il sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale è dal 2017 composto da Venezia, intesa come Venezia centro storico, e quindi gli ormeggi che abbiamo diciamo, a San Basilio, Santa Marta, la stazione marittima, tutta Porto Marghera, Fusina, San Leonardo e Chioggia. Questo è un po' l'ambito del porto, dell'autorità di sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale. Perché dico dal 2017? Perché nel 2016 ci fu una riforma, il piano nazionale della portualità e della logistica, che partì con l'idea di razionalizzare il sistema delle autorità portuali in un modello che fosse più competitivo, in cui fosse più facile scegliere le priorità, in cui fosse più facile andare a ridurre le inefficienze logistiche. Perché ve lo dico? Perché adesso è un periodo in cui si sta tornando su quella riforma che nacque targata Ministro Lupi, poi cadde il Ministro Lupi, ci fu il Ministro Del Rio, e adesso a tot anni di distanza da quella riforma che diventò legge, il governo il Ministero sta pensando ad una nuova riforma che vada a intervenire su un sistema che appunto ha visto un po' di anni di nuova configurazione, quindi sta andando a intervenire su quegli elementi che in realtà non hanno tanto funzionato, uno dei quali sicuramente è quello che non si è sentita, e i porti italiani lo sentono, un'assenza, una distanza dal Ministero, dal luogo che dovrebbe essere deputato al coordinamento delle risorse pubbliche e quindi alla razionalizzazione. A Venezia questo è sentito particolarmente, no? La distanza di Roma è sentita particolarmente, ma non soltanto dal porto, si parla, no, dell'attenzione legata, si parla delle leggi speciali da rifinanziare, si parla di zona logistica semplificata da pianificare in più anni, ma si parla anche della mancanza di una piena comprensione di tutto quello che sta succedendo al sistema, diciamo, lagunare, all'interno del quale c'è anche ovviamente come elemento economico forte, indirizzante, l'autorità portuale. Ho citato il petrolifero perché c'è stato un aumento del petrolifero che sembra in realtà un elemento di controtendenza. Voi sapete, il grande calo del tonnellaggio del porto di Venezia è anche riconducibile al fatto, no, del cambiamento del modello di tutto il petrolchimico. Non arriva più, no, il greggio per la raffinazione, quindi questo è il motivo principale del calo dei traffici dagli anni scorsi. Adesso siamo arrivati a un punto in cui c'è una stabilizzazione della caduta, ma è un traffico legato più che altro ai consumi del sistema industriale. Quello che è andato bene è il sistema agroalimentare. Avrete forse letto sui giornali di alcune iniziative anche imprenditoriali, per esempio quelle, no, di Cereal Docks, per aumentare anche la capacità del porto di Venezia e dare una risposta a una domanda di carico importante. E poi anche i RoRo. I RoRo sono di fatto i traghetti, no? Un altro settore su cui noi siamo cresciuti. Abbiamo messo un riquadro che ricorda come lo scalo veneziano sia cresciuto nonostante il calo del carbone, che è un dato di fatto. La chiusura della centrale è un dato di fatto che aveva avuto un rallentamento per epoca Covid, ma nonostante queste contrazioni il porto quindi ha reagito bene. Ma a che cosa ha reagito? E in effetti ha reagito ad una, dicevo, stratificazione di fenomeni che hanno di per sé un impatto singolo e poi un impatto anche combinato. Perché si parla del canale di Suez? Perché
il canale di Suez ha a un certo punto, se vi ricordate, la nave Ever Given, la nave portacontenitori che si mise per traverso e che causò, e che per la prima volta fece in modo che tutto il mondo disse: ah, ma quindi noi siamo approvvigionati, siamo in grado di avere la nostra automobile o avere la nostra cucina o il nostro cellulare perché qualcuno ce li porta. E veramente per molti fu una presa di coscienza del ruolo della portualità nella vita di tutti i giorni. Però fu anche una presa di coscienza di come quei nodi, ma è soltanto uno di quelli, guardate quello che sta succedendo adesso appunto su Panama, sono quei luoghi che sono particolarmente strategici e quindi sono particolarmente esposti ad un livello di rischio. Il tema della sicurezza, anche a livello internazionale, è un altro tema che è prepotentemente entrato negli ultimi anni nei fattori che vengono considerati dai vari governi nel momento in cui si vanno a programmare gli investimenti nelle infrastrutture, e anche la Commissione europea ha di fatto introdotto e sviluppato tutte delle linee di politiche dedicate alla gestione della sicurezza, che era un tema che tempo fa era proprio soltanto di alcune parti politiche, adesso è un elemento embedded ogni volta che tu vai a programmare lo sviluppo. E quindi il conflitto, inizialmente Russia-Ucraina, poi il conflitto in Israele, poi Suez, che torna ad essere, quindi dopo che lo era stato con l'Ever Given, un punto molto sensibile. Perché? Perché alcuni disordini, quindi alcuni pirati o alcuni attacchi vengono rivolti alle navi che transitano all'interno del canale di Suez. Però andando appunto a vedere punto per punto, la Russia e l'Ucraina hanno comportato da un lato la chiusura del mercato ucraino e dall'altro almeno formale, dall'altro la contrazione e le sanzioni per quanto riguarda la Russia. Questo ha avuto un effetto specificamente sul settore siderurgico, ma non c'è stata di fatto una contrazione, almeno questo è quello che leggiamo, una limitazione, ma c'è stato un effetto di aumento dei costi. Quindi non c'è stato un calo, ma un effetto di sostituzione e soprattutto un maggiore ricorso all'importazione di prodotti già finiti, quindi non un'importazione del materiale da lavorare, ma un ricorso all'importazione di materiali finiti. La crisi di Suez a un certo punto si è aggiunta ed ha comportato in effetti che, così come la nave Ever Given qualche anno fa, ha comportato effetti di aumento dei prezzi, perché sia connessi alla rischiosità del transito a Suez, ma sia connessi poi alla scelta che molti hanno fatto di far transitare queste navi lungo tutto il periplo della penisola, del continente africano. E quindi Suez in particolare ha avuto un effetto, tra l'altro sempre ritardato, perché inizialmente gli ordini che erano stati fatti sono stati mantenuti, ma poi dopo un po' c'è stato un riposizionamento sul ricorso di altri porti che erano quelli un po' più prossimi alla rotta che le navi compivano nel fare il periplo del continente africano, e quindi a quel punto l'Adriatico è diventato un luogo in cui c'è stata una ricaduta, un minore ricorso all'Adriatico, mentre c'è stato un aumento del ricorso ai porti, soprattutto nordafricani, spagnoli e quindi del Tirreno. Quindi quello c'è stata in effetti una contrazione. Ma la cosa interessante è che c'è stato una sorta di effetto a catena, nel senso Suez ha comportato delle rotte più lunghe, come vi ho detto, un aumento dei costi, un aumento dei tempi e quindi una differente scelta dei porti, che ha comportato quindi anche una parziale, ma penalizzazione anche dei porti
in cui le navi grandi portacontenitori, per effetto dei fondali e dell'assenza del MOSE, continuano comunque ad andare. Quindi noi siamo un porto, tra le altre caratteristiche, che ha un vincolo. Il fatto di essere all'interno della laguna è il primo elemento, diciamo, naturalistico, ambientale, ma c'è anche appunto il MOSE, che è una barriera naturale alle navi di un certo tipo. Quindi quando si dice non devono venire le grandi navi a Venezia, le grandi navi nel vocabolario non ci sono, e manco ci possono arrivare le grandi navi. La guerra in Ucraina ha comportato quindi una perdita del mercato ucraino, un inasprimento dei dazi del mercato russo e quindi la necessità di mercati alternativi più lontani, e a quel punto, se i mercati di approvvigionamento sono più lontani, sono anche mercati che richiedono l'utilizzo di Suez, e quindi di nuovo torniamo al punto 1. Quindi sono due effetti combinati che hanno in effetti avuto, no, la capacità e l'attitudine di mettere alla prova. Però devo dire, il lavoro dei nostri terminal, il lavoro degli agenti marittimi è stato quello di fare un grosso lavoro di ricongiungimento, di ricerca di nuovi mercati e di ricerca di nuove fonti di approvvigionamento, e questo ha consentito di mantenere dei volumi importanti, e il Porto di Venezia è uno di quelli che ha reagito con maggior vigore, soprattutto tutto il settore delle rinfuse, dove noi siamo un'eccellenza nell'ambito del Mediterraneo. Questo, diciamo, in estrema sintesi. Poi a destra. Bene, buonasera a tutti, è il mio turno quindi di sollecitare il dottor Di Blasio. Innanzitutto buonasera a tutte e buonasera a tutti, io sono Roberto Beraldo e rappresento l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Città Metropolitana di Venezia. Ringrazio la dottoressa Magaragia per ospitarci in questo bellissimo salone e soprattutto per aver dato avvio a questo dibattito a cui il dottor Di Blasio si è reso disponibile. Io passo ad una visione un po' meno globale rispetto a quella di cui si è parlato. Io rappresento una categoria professionale che storicamente si occupa della cura del costruito, della trasformazione dell'ambiente nel quale viviamo, e l'architettura e la trasformazione della città a Venezia è sempre stato un tema dominante. Mi viene in mente una citazione del 1989 di Giuseppe Mazziariol, in cui descrive Venezia nei secoli come un soggetto di poderosa efficacia che, grazie alla sua dirompente diversità così vincente, non richiede l'applicazione di alcun senso specifico, ma esige che la città possa esplicitare appieno il suo senso. Ecco, per una categoria professionale che, dicevo, si occupa della cura, del costruito, della trasformazione, è importante capire come il porto, che ha cambiato sommamente la fisionomia della nostra città, coinvolgendo un'ampissima parte della popolazione residente dei decenni passati, come il porto possa cambiare il rapporto che la nostra città, la città storica, da sempre ha con l'acqua. Ci sono delle parti della nostra città che sono in qualche modo hanno un rapporto difficile con il fronte acqueo, oppure sono interdette alla circolazione delle persone, ma che comunque rappresentano un'ampia parte del nostro fronte acqueo. La città, tra l'altro, di Venezia è una città che ha dei limiti fisici oggettivi. La città di Venezia si può trasformare, non può crescere fisicamente perché non è ovviamente, o quasi, previsto dalla sua conformazione fisica e morfologica, ma il problema è capire che tipo di futuro ci dobbiamo aspettare nel rapporto tra la città storica e l'acqua, oppure tra la gronda lagunare e l'acqua, comunque nel contesto della nostra città storica. C'è sempre il rischio di fare delle invasioni di campo, perché la domanda è molto diciamo ampia. Mi viene da dire che il porto,
gli operatori portuali, l'autorità portuale, hanno dato e stanno dando un grosso contributo alla modifica del rapporto con, in realtà con la navigazione, no? Perché questo è un po' quello che ci colpisce più da vicino e che ci accomuna con l'autorità marittima, ma abbiamo anche, forse la cosa più interessante è che nel fare il nostro lavoro, principalmente, ma non solo, di commissario crociere, abbiamo anche imparato la lezione e abbiamo aumentato, confrontandoci con tutta una serie di soggetti, e da ultimo molto anche con l'autorità della laguna, come la programmazione, la valutazione, il percorso, diciamo, di realizzazione delle opere portuali andasse fatto con una cura che andasse un po' a sovvertire l'ordine dei fattori che andavamo a considerare. E questo ponendo in primo luogo l'ambiente come elemento da embed, cioè i progetti nascono già, non è una cosa che già dobbiamo tener conto dell'ambiente. E questo è stato un passaggio culturale molto importante, perché non nascondiamoci, all'inizio quando io ho avuto modo insomma di confrontarmi con le prime volte, voi tenete conto che eravamo proprio anche come sentiment in mezzo, e lo siamo tuttora, no? a due grosse anime. Da un lato ci sono gli operatori portuali che come dire, ovviamente hanno delle istanze di carattere di sviluppo, economico, di promozione, di crescita, e dall'altro c'è tutto un mondo di persone che guardano al porto con interesse, ma guardano anche al porto come un qualcosa che è un'entità astratta, che spesso si identifica con l'autorità portuale perché siamo quelli un po' più visibili, no? Passa la nave, diciamo. Però siamo quelli a cui viene un pochino attribuito il senso un po' della restituzione del maltolto, no? Un pochino del riparare il danno fatto, che ovviamente è un tema grandissimo collettivo, che non riguarda solo l'autorità portuale, anzi per niente l'autorità portuale. Che cosa abbiamo fatto dal canto nostro? Diciamo, c'è il decreto 103. Il decreto 103 del 2021 ha cambiato il modello di crocieristica. Il decreto 103 è un provvedimento del governo per la salvaguardia della città di Venezia, quindi il cambiamento del percorso delle navi, l'introduzione di limiti dimensionali delle navi, le risorse che sono state date all'autorità, diciamo al commissario che lavora comunque avvalendosi dell'autorità per adeguamenti manutentivi dei canali, per la realizzazione di studi, per la realizzazione di una nuova stazione marittima, sono opere per la salvaguardia di Venezia. Come è cambiato? Allora, è cambiato in un modo molto diciamo semplice, ma neanche tanto, perché poi in realtà queste sono occasioni un po' per ricordare tutti noi il tragitto che diciamo normalmente le navi da crociera facevano per raggiungere la stazione marittima, che conoscete tutti, si trova, no? Arrivando dal Ponte della Libertà sulla destra, è quello attraverso la Bocca di Lido, bacino di San Marco, canale della Giudecca e quindi stazione marittima. Il 1° agosto del 2021 viene introdotto un divieto di transito alle navi che stavano sopra alle 25.000 tonnellate e poi avevano anche altri limiti dimensionali di lunghezza, di altezza, però diciamo questo si è ridotto drasticamente, quindi ma per oltre più del 95% come dire, il numero di navi che potevano accedere alla stazione marittima, che è un'opera che è stata realizzata dallo Stato con ingenti investimenti pubblici, e quindi dall'oggi al domani alla struttura commissariale e all'autorità portuale è stato dato il compito di che cosa va? Di comunque dare un'alternativa sulla base di alcune risorse pubbliche che ammontano a 157 milioni di euro ad un periodo fino al 2026-2027, fino al 31/12/2026, per realizzare, no, degli ormeggi alternativi
all'interno della laguna di Venezia, individuati questi interventi, questo è un altro elemento interessante, comunque da un decreto che è stato emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Ministero dell'Ambiente, con l'intesa con la Regione del Veneto, in cui sono stati indicati quali fossero gli interventi, quindi con il suo CUP, la sua dotazione finanziaria, la stazione marittima Canale Nord, Lato Nord, eccetera. Quindi non è stata una scelta dell'autorità di sistema portuale di fare e localizzare le cose e soprattutto, no, in questo caso la stazione marittima. Qual è quindi lo scenario al quale siamo? Scusate, in tutto ciò, questo accadeva nel 2021, nel 2022 ci fu un ulteriore provvedimento normativo che consentì al commissario di utilizzare Chioggia come luogo in cui, no, poter fare arrivare le navi da crociera, e quindi noi abbiamo dato al concessionario che è VTP la possibilità di operare a Chioggia. E lì c'è stata una piccola, diciamo, sorpresa, perché a Chioggia arrivano navi più piccole, navi lussuose, il cui passeggeri arrivano dall'Australia, dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti e dal Canada, e quindi hanno delle aspettative molto grandi. Sono arrivati, come dire, ok, ci hanno dato l'ormeggio che comunque ci consente di andare a Venezia, ma poi la cosa è stata che hanno scoperto Chioggia come destinazione, quindi agli americani gli piace tanto andare in un luogo dove c'è un po' di confusione, un po' di vita, dove c'è il mercato, dove possono fare il cicloturismo e quant'altro. Adesso sto scherzando, ma era un po' per alleggerire. Qual è quindi il modello su cui stiamo lavorando? È questo. Le navi piccole, quindi fino a 180 metri di lunghezza e fino a 25.000 tonnellate, da decreto vanno alla stazione marittima attraverso la Bocca di Lido e il canale di San Marco, Giudecca e quant'altro, e nel porto di Chioggia. Poi abbiamo le navi medie che abbiamo raggruppato in due macro categorie, quelle tra le 25.000 e le 55.000 tonnellate che secondo il piano sono destinate ad andare alla stazione marittima attraverso Malamocco e il canale Vittorio Emanuele e al porto di Chioggia. Quelle superiori, cioè dalle 55.000 alle 100.000, al nuovo terminal a Canale Nord, lato nord, quindi nell'area industriale di Marghera, le grandi navi non vengono in laguna e mai ci verranno. Perché ho detto che questo è un programma? Perché quel 25.000, 55.000 attraverso il Vittorio Emanuele ovviamente è subordinato al buon esito di tutto un percorso di progettazione, di valutazione di impatto ambientale nazionale che noi stiamo facendo nel trasmettere, cosa che poi vi farò vedere, alcuni progetti a Roma al Ministero dell'Ambiente, che poi lo passerà alla Commissione Nazionale via VAS, e quindi è tutto un percorso a tendere, ma ripeto, in attuazione di un decreto per la salvaguardia della città. Vi dico qualche dato sui passeggeri. Questa è la classica slide che allarma gli operatori e parzialmente tranquillizza chi è spaventato dall'overturismo generato dalle navi, che è una delle falsità. Okay? Quando c'era, prima del decreto 103, i passeggeri in un anno attraverso il mondo della crocieristica erano 1,6 milioni nel 2019, con un picco era stato 2 milioni nel 2014, che è una percentuale trascurabile rispetto ai turisti che arrivano nella città di Venezia, trascurabile e controllabile, perché chi arriva sulla nave, no? È un tipo di clientela che può anche essere, no, accompagnata, preparata alla destinazione. Sono tutte operazioni che noi stiamo promuovendo, soprattutto dopo quello che è successo nel 2021. Dopo il 2021 il numero massimo di passeggeri previsti in un anno, laddove facessimo tutte le opere commissariali, è 1 milione di passeggeri all'interno di un anno, distribuiti in questo modo: Porto Marghera circa 800.000 passeggeri, stazione marittima di Venezia 160.000 passeggeri, niente.
Porto di Chioggia fino a 40.000 passeggeri. Quindi un altro elemento è che non più del 40%, cioè circa 400.000 passeggeri in un anno, visiterà la città di Venezia. Questo che cosa vuol dire? Perché di fatto Venezia è uno dei maggiori porti croceristi nel Mediterraneo ed è anche il motivo per cui la gente viene a fare le crociere nel Mediterraneo e partono da Venezia. Quindi la gente prende l'aereo da New York, arriva al nostro aereo Marco Polo, vanno a prendere la nave, fanno il giro di tutte le destinazioni e poi tornano a Venezia. In questo andare e tornare c'è anche un doppio conteggio dei passeggeri, quindi in realtà l'impatto sull'overturismo delle crociere non esiste. In più, questo bilanciamento con le crociere, diciamo, di carattere di lusso offre anche una possibilità, ed è uno dei progetti che abbiamo anche avviato coinvolgendo anche un po' nel dibattito anche le università, facendo proprio un'attività di accompagnamento alla laguna, cercando di diffondere, soprattutto con queste piccole è molto facile, una preparazione alla laguna, alla delicatezza dell'ambiente in cui tu vai ad arrivare, affinché il crocerista arrivi in punta di piedi. Ed è un pubblico gestibile, informabile, accompagnabile, no? Non è quello che arriva attraverso i treni o i vaporetti o le imbarcazioni che arrivano dai campeggi e quant'altro, ma non per dire, però è un microcosmo su cui si può lavorare. Ma questo ancora è più interessante. La grande nave che vedete in alto è un po' il riferimento, no? Le grandi navi che ha 250.000 tonnellate, 7.600 passeggeri, 300 e passa metri di altezza, queste che non verranno mai, le famose grandi navi da crociera. Prima del decreto 103, quindi siamo nella fascia in mezzo, la capacità che avevamo era 3 grandi navi più 4 navi medie, oltre 25.000 passeggeri contemporaneamente in marittima, e quindi poi ci sono le varie declinazioni, che 3 navi da 175.000 per 6.000 persone, quindi questo era un po' la composizione, e la numerosità è graficamente resa. Ogni personaggio, ogni omino rappresenta un tot di passeggeri da questa fascia. Dopo il decreto 103, visivamente, ripeto, laddove facessimo tutte le opere commissariali, che è un'ipotesi perché abbiamo mandato N progetti alla commissione Via Vas, possiamo anche vincere 4-0, ma magari vinciamo 3-1, 2-2, non lo so. La capacità è 0 grandi navi, 7 navi medie e circa 10.000 passeggeri contemporaneamente, 2 navi da 100.000 tonnellate per 3.000 passeggeri per nave, 5 navi da 50.000 passeggiate per 900 passeggeri per nave. In ogni caso, per dire che c'è una drastica riduzione sempre fino a 1 milione, no? I numeri sono sempre quelli. Quindi il discorso di come abbiamo di fatto cambiato un po' il volto della crocieristica, il nostro rapporto con l'acqua è questo. Ma dirò di più. Questi sono i progetti che noi abbiamo mandato e che a breve saranno aperti in consultazione pubblica per chiunque, stiamo mandando, non tutti, alla Commissione Nazionale Via Vas. Il primo sono numerati per ordine di invio. Il primo che abbiamo mandato è il nuovo sito per la messa a dimora dei sedimenti, di fatto una nuova isola che viene progettata per mettervi i sedimenti che vanno a beneficio del provveditorato, della città di Venezia, quindi tutti i dragaggi che anche a livello urbano servono nei rii urbani per far girare le ambulanze, per far girare il trasporto pubblico locale, e ovviamente i dragaggi di carattere portuale. Ed è localizzata, come vedete, con un progetto che è stato fatto con il PIOP sotto quella che si chiama l'Isola delle Tresse. Il secondo progetto che stiamo mandando, è il progetto di manutenzione del canale Vittorio Emanuele.
il terzo sarà la manutenzione del canale Malamocco, il quarto sarà il nuovo terminal crociera Canale Nord, tutto entro il mese di febbraio. Ovviamente poi dettagli tecnici, qui ci sono, se poi ci sarà una fase di dibattito, tutti gli ingegneri che hanno lavorato a questo invio. Abbiamo già fatto un incontro con il Ministero dell'Ambiente, con la Commissione Nazionale Via Vasti, ci siamo messi a completa disposizione per raccogliere anche preventivamente tutti i suggerimenti che ci vengono dati, alcuni dei quali li abbiamo presi, li abbiamo portati anche noi in modo anticipando le osservazioni. Il Vittorio Emanuele abbiamo fatto una progettazione che tiene conto di quanto storicamente il Vittorio Emanuele è stato scavato, quindi andiamo comunque molto anche al di sotto di quello che prevede il piano regolatore, così come per il canale Malamocco, su cui però c'è un ulteriore esempio di come abbiamo tenuto in considerazione la laguna. Sul canale Malamocco abbiamo fatto un progetto che è nato circa 2 anni e mezzo fa ed è stato finanziato dalla Commissione Europea, che si chiama Channeling. Il progetto Channeling ci ha consentito di studiare la possibilità di migliorare la sicurezza della navigazione, migliorare l'accessibilità al porto di Venezia attraverso il canale Malamocco, andando a ridurre al minimo, quindi con un'operazione chirurgica, quindi scavare solo quello che dragare, solo quello che è strettamente necessario a garantire l'accessibilità in sicurezza, andando tra l'altro a depotenziare il ruolo del dragaggio. Ci abbiamo detto qual è quel mix di soluzioni che ci consentono di fare arrivare le navi in sicurezza, diminuendo la propagazione delle acque, del moto ondoso, diminuendo l'effetto erosivo e quant'altro. E abbiamo quindi introdotto alcuni elementi gestionali, la riduzione delle velocità di transito delle navi, che è l'unica volta che un progetto europeo, mentre facciamo un progetto europeo, la Capitaneria già l'ha messo nelle ordinanze. Quindi è già realtà. Interventi infrastrutturali di adeguamento del canale Malamocco, questi sono in effetti opere di dragaggio, puntuali e localizzati, quindi sono stati utilizzati dei modelli di simulazione della navigazione che hanno consentito proprio di virtualizzare l'operazione di valutazione dell'impatto. E poi interventi di ricostruzione delle strutture morfologiche o barene ai lati del canale, cioè ci siamo preoccupati. Nel momento in cui vado a fare questi interventi, qual è la morfologia barenale che io devo assicurare affinché l'opera che io vado a fare di intervento manutentivo limiti la propria propagazione lato laguna, ma soprattutto consenta al ritorno, diciamo, poi lo dico un po' in modo tecnico, del ondoso al canale, no, di nuovo di riversarsi all'interno del canale e quindi di causare di nuovo un interramento. Tutta questa morfologia è stata studiata nel progetto Channeling, che è diventato elemento di progettazione che abbiamo dato ai progettisti. E questo ha un valore perché attraverso, come sapete, i nostri punti di riferimento, che sono il piano sedimenti o protocollo fanghi, noi andiamo a selezionare quella tipologia di fanghi che può alimentare la morfologia barenale. Quindi parte, se c'è la possibilità di ricostruire le barene, e anche, se non soprattutto, grazie all'attività manutentiva che viene svolta dal porto. Quindi sono andato un po' lungo, però questi sono 2 esempi di come, da un lato, se abbiamo dato un contributo, abbiamo fatto togliere le navi sono state tolte, sono state organizzate in maniera inizialmente un po', devo dire, rocambolesca. Il primo anno, il 2021, devo dire, ci siamo trovati a Ferragosto a cercare quantomeno di salvare il nome di quella che era fino al giorno prima un'eccellenza. E io poi vi ricordo che poi noi abbiamo avuto il picchetto dei lavoratori che hanno perso il lavoro fino a Natale, finché non si è vista un po' la luce del ristoro. Quindi c'è tutta una comunità portuale che ha subito, no, un provvedimento che è stato fatto dopo un lungo, no, confronto anche muscolare e quant'altro, ma senza una grandissima consapevolezza di che cosa
significassero quelle specifiche dimensioni che sono state introdotte. Aggiungo soltanto che da anni noi insieme al Comune, insieme a tutte le compagnie di navigazione, gli agenti e la Capitaneria firmiamo il Blue Flag, che è un accordo che di fatto va, no, a introdurre una regola di riduzione delle emissioni di zolfo nel momento in cui le navi arrivano all'interno della laguna di Venezia. Quindi una cosa in più che tutte le compagnie si auto impongono, e questo è stato poi confermato e anche ampliato, perché poi c'è stato anche un impegno a diffondere informazione su come trattare, no, che so, i rifiuti all'interno della città di Venezia, quindi una formazione che passa anche attraverso l'attività maieutica, diciamo, che fanno le compagnie. Fermo qua, poi dopo insomma chi tocca? Sì, questo è il ping pong. È lei che ha stimolato me, Presidente, perché a questo punto mi viene in mente Comacchio. Nel IX secolo, VII secolo, quando era competitor di Venezia, Comacchio, o vinceva Comacchio o restavano i Veneti secondi, ormai erano Veneti secondi. Era un porto Comacchio. E mi viene in mente Pisa, con l'Arno e Livorno, e sono entrambi fenomeni di scala. Venezia supera Comacchio per demografia, capacità di movimentazione di merci di scala, non solo come porto, come realtà etnico-culturale, etnografica, che si afferma. Non è Stato, non c'è lo Stato nazionale, quelli vengono nel Cinquecento, soprattutto dopo la pace di Westfalia nel Seicento. E allora i fenomeni di scala sono fenomeni dirimenti e importanti, e i fenomeni che ci ha espresso effettivamente parlano di fenomeni anche di scala, perché non è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Il trend parla di una riduzione di ingressi da parte di, lasciamo perdere il mio, neanche tanto, il mio Amarcord baleniero rimanga lì con Fellini, ma il problema anche delle medie navi in prospettiva potrebbe diventare un fenomeno di scala che mette in scacco quello che era uno dei tre elementi che ha mantenuto in vita Venezia dopo il XIX secolo, fuori dall'isola, quindi Porto Marghera, nel XVII anche con fondi austriaci, cultura, l'attuale biennalizzazione che va ai primi e secondi piani, attenzione perché tutti parlano del turismo, cos'è sto turismo? Ne citai 33 tipi in un mio convegno, e una signora si alzò e mi disse: no, ingegnere, c'è anche questo, questo e questo. Divennero 36 tipi di turismo. E il turismo era il terzo pilastro che negli anni 20 si usava per tenere in vita ciò che in vita non era più. Aveva 40.000 iscritti nei poveri che erano da sussidiare, a cui dar da mangiare questa città a metà dell'Ottocento, agli inizi dell'Ottocento, metà dell'Ottocento. Allora i fenomeni di scala sono molto importanti. Ci si salva nei fenomeni di scala se si affronta il problema. Un modo che era stato messo in campo, e c'è anche un concorso in materia attualmente, che non so che esiti abbia, forse lei può illustrarci qualcosa di questa questione. Un modo era quello di immaginare qualcosa al di fuori di quel fenomeno di scala che viene posto anche ambientalmente, culturalmente, socialmente, fisicamente. Abbiamo sentito Venezia, no, Venezia non è, secondo me, tanto piccola oggi, che non è riconosciuta nella forma nuova. La Venezia del 300, la Venezia del 400, del 500, del 600 e del 700 sono città, soprattutto tra il 300 e il 500, il 500 e il 700, sono città completamente diverse. Si parla anche un linguaggio diverso. Bene, due erano i fenomeni, gli offshore
Entrambi, uno era mercantile fino a qualche anno fa, ma le cose evidentemente, uno era posto dal professor Paolo Costa, suo predecessore, era un problema mercantile che secondo me aveva un grosso problema, ne parlai anche col professor Costa, ma aveva un grosso problema nelle rotture di carico. Lui lo riconosceva, lo sapeva bene, il professor Costa, insomma, che questo era un problema. Toglieva la guida delle navi all'interno dei canali, come ci diceva il comandante, che è un problema interessante e importante nel porto di Venezia, perché i convogli guidati costano all'armatore, costano e parecchio rispetto ad altri porti. Il porto di Livorno mi sembra l'abbia risolto in parte evitando quella curva tremenda che c'era per poter entrare nel porto di Livorno e creando una situazione di ingresso diretto adesso. E allora uno era l'offshore per il mercantile, che non so che fine abbia fatto, questo forse è più problematico. Ci fu anche un tentativo a Chioggia, fuori Chioggia, proposero un ponte che non stava in piedi perché non aveva sostegno sufficiente con treni e navi, un gruppo di imprenditori. L'altro era l'offshore, è il concorso, non solo offshore naturalmente, per il nuovo hub portuale, perché anche qui è un problema di scala, cioè nel nord Adriatico non puoi avere un porticciolo, o hai un hub portuale da cui partono le crociere o si va ad Atene. Cosa pensa di questi due problemi di offshore da un lato e di concorso per la portualità, per l'hub portuale? Movimentare 25, come diceva lei, 25.000 persone al giorno, più equipaggi che diventa 35.000. Significa dover avere dei trasporti. Allora un offshore o una qualsiasi altra localizzazione richiede dei trasporti. Marittima funzionava perché aveva Santa Lucia vicino, aveva questo rapporto, oltretutto l'aeroporto ci perde molto perché i voli da Boston, i voli da Atlanta, i voli dal Sud America, dall'America, sono legati. Mi dispiace che sia una domanda complessa. Che me l'ha fatto fare? No, stavo dicendo. Allora, sì, diciamo, il 1° aprile del 2021, diciamo con una data che ci doveva fare un po' immaginare poi l'epilogo, fu pubblicata in effetti una norma che chiese all'autorità di sistema portuale di pubblicare un concorso di idee che nasceva nell'ambito del dibattito che si era sviluppato, no, anche nell'ambito del comitatone, come una risposta ad un'esigenza specifica che noi abbiamo abbracciato e abbiamo portato avanti, anche perché siamo fortemente convinti che Venezia nella sua configurazione è una città che per certi versi ha un po' anticipato alcune tematiche che stanno affrontando tutte le città che affacciano sul mare, ma secondo noi è anche doveroso indagare progettualmente e quindi non soltanto per la legge una soluzione al di fuori della laguna, che però fu pubblicata non soltanto sul tema delle crociere ma anche sul tema dei contenitori. Quindi c'è stato un ritorno, un revamping normativo di una vicenda progettuale che in effetti si trovò poi nel Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici una valutazione che la fece rimanere dovera, con problematiche che c'erano. Devo dire, ci sono poi anche a livello geopolitico e strategico cose che non hanno aiutato tantissimo, nel senso che poi però forse è venuto un po' dopo, la sensibilità verso anche l'origine di certi investitori dalla Cina nel frattempo è diventata una cosa più difficile, molto attenzionata, no? dai governi e quindi è un tema su cui ci si è concentrati molto nel valutare molto attentamente gli investimenti in infrastrutture strategiche. Ma al di là di questo il concorso di idee c'è, il concorso di idee è stato bandito nel 2021 e che cosa prevedeva? Prevedeva innanzitutto il concorso di idee è stata una scelta
anche quella un po' particolare, che ci ha messo alla prova per una vicenda progettuale di tale portata, che in effetti ha tutte le carte in regola per far vivere alla portualità veneziana il ruolo che aveva e che merita nel panorama mediterraneo. Ci si è rivolti a questo istituto che come dire, è un po' più, adesso detto così, idoneo per altre tipologie di infrastrutture di trasportistiche più ridotte, no? di dimensione di portata minore. Progetti di fattibilità tecnico-economica, questo è l'oggetto, per la gestione di appunti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia. Questa parola è quella su cui poi c'è stata una vicenda diciamo di impugnativa, perché come sapete finiamo di dire qual era l'obiettivo: punti di attracco per le crociere e per i container. Quindi il tema che i progettisti erano e sono tuttora chiamati a svolgere è duplice, non necessariamente nello stesso posto, ma il tema da svolgere è duplice. Poi l'autorità portuale può dare seguito in futuro disgiuntamente a questi due moduli, e in effetti svolgere il tema del transfer fino ai nodi di interscambio, e questo è un tema molto difficile da svolgere. La localizzazione dovranno essere esterni alle acque tranquille della laguna di Venezia, di cui alle ordinanze della Capitaneria, e i tempi ad oggi sono quelli che sono scritti sulla slide. Ma noi in effetti abbiamo fatto una gara, la gara è stata impugnata da Duferco, noi siamo andati al TAR, siamo andati fino al Consiglio di Stato, e tra tutte le varie doglianze che erano state manifestate, molte delle quali sono state respinte, in effetti su un punto abbiamo dovuto rettificare il bando, cioè nel variare l'ambito progettuale possibile. Quindi se i progettisti nella prima fase si potevano esprimere fino ad un'area che era data dalla rettifica delle dighe, giusto? Con la seconda fase gli si è consentito di esprimersi fino a dove c'è il Mose. Quindi tutto quello che è appena al di là del Mose può essere oggetto di un ampliamento della tavola, diciamo, del foglio bianco su cui esprimersi. Quindi, e noi eravamo già arrivati, cioè a questo punto se non ci fosse stato un ricorso avremmo già avuto verso i progetti, perché poi la prima fase è raccolta delle idee, la seconda fase si invitano 3 di questi, fino a 3, per svolgere la vera e propria progettazione tecnico-economica. Abbiamo riaperto il bando, sono arrivate credo 11-12 proposte. Adesso siamo nella fase di scelta delle 3 da invitare alla seconda fase, e in teoria per il mese di febbraio dovranno essere mandati gli inviti per questa seconda fase. Quindi entro giugno del 2026 ci sarà la proclamazione del vincitore. Perché 2026? Perché poi comunque questo si assegnerà credo 6 mesi per inviare le proposte, poi il tempo di valutare. Quindi la progettazione c'è. Devo dire che, tornando anche un po' al discorso di prima, noi tutto il percorso che vi ho raccontato di attuazione della legge di protezione e salvaguardia, cioè il decreto 103, lo abbiamo condiviso quanto più possibile, a parte con i nostri tante cause, quindi il Ministero delle Infrastrutture, la Capitaneria, Comune, Regione, cioè noi vi informiamo periodicamente degli avanzamenti, ma siamo ovviamente al tavolo dell'UNESCO, veniamo auditi regolarmente con tutti i soggetti che hanno un ruolo, no, nella tutela della città, e devo dire che il lavoro che stiamo facendo ha dato, diciamo, dei risultati di rassicurazione sul fatto che si stia operando in un certo modo. Butto lì un tema, diciamo, una delle cose che si dovrà ulteriormente confrontare con l'UNESCO, su cui non necessariamente dobbiamo trovarci d'accordo, è che in effetti questa norma introduce un tema importante, un tema, diciamo, addizionale, che va opportunamente gestito rispetto alla
a parte la modalità tecnica di raggiungimento poi della terraferma, ma anche dell'eventuale modalità di gestione di ulteriori presenze turistiche nella città. Quindi poi sull'overturismo c'è chi dice che l'overturismo non esiste, esiste solo il turismo che non è gestito, però in una città come Venezia obiettivamente la sfida è molto alta. Noi facciamo soltanto la nostra piccola parte abbiamo dato attuazione a questa norma, cerchiamo di fare, poi ripeto, è un traffico che viene svolto in sicurezza, quindi il ruolo della capitaneria è fondamentale, tutta l'organizzazione di tutti i transfer anche delle navi che vengono svolti con gli operatori, con gli agenti marittimi, è una modalità organizzata, sicura e controllabile di accesso alla città, cosa che ovviamente non è possibile di fare, diciamo, lateralmente. Quindi un po' questo lo stato dell'arte dei nostri ragionamenti sul progetto Fuori Laguna, comunque stiamo andando avanti, assolutamente sì, e quindi il termine per avere e poi dibattere il progetto è 2026. Grazie. Bene. Un'altra questione che a noi almeno sembra come categoria professionale importante, avendo adesso parlato di progetti di opere commissariali, mi sembra le abbia così definite, sapendo che l'autorità sta lavorando al ridisegno del futuro del waterfront che va da Venezia a Chioggia, ci domandiamo rispetto alla mia categoria professionale, ma soprattutto rispetto ai cittadini, come questo progetto del waterfront a cui si sta lavorando possa cambiare la fisionomia della città nei rapporti tra la città fisica, il waterfront dal punto di vista fisico, e i cittadini, perché questo è un tema che è in corso, sappiamo che ci si sta lavorando, però sarebbe interessante avere una qualche anticipazione rispetto a questo tema. Allora, sì, anche in questo caso io quello che ho visto è che intervenire in una città come questa in un ambito portuale, perché noi non abbiamo fatto altro che utilizzare delle risorse che il Ministero delle Infrastrutture ci ha dato, perché ha premiato il nostro fabbisogno di intervenire su aree di waterfront di Venezia e di Chioggia. Il Ministero delle Infrastrutture ha ritenuto, tra i vari progetti presentati a livello nazionale, meritevole di approfondimento il tema di riqualificazione di aree oggettivamente migliorabili, in alcuni casi risultato anche lì di una stratificazione di funzioni o di un cambio di intensità di utilizzo di quella particolare area, quindi aree che richiedevano, che urlavano a gran voce: intervenite e fate qualcosa su queste aree portuali che richiedono un'attività progettuale. Il problema è che è molto difficile, ma voi me lo insegnate, riuscire a svolgere un'attività progettuale che anche in questo caso è una progettazione di fattibilità che porterà l'autorità portuale ad avere delle alternative su cui poi eventualmente svolgere delle attività, no, di progettazione definitiva però il solo fatto di avere con coraggio, perché devo dire che gli uffici sono stati molto coraggiosi nel portare avanti un tema che si sapeva essere di grande interesse, ha acceso molti fari, ma anche interesse, perché io nella commissione di valutazione delle proposte abbiamo fatto una gara internazionale, hanno vinto un consorzio internazionale, quindi anche in questo caso il tema delle gare pubbliche è un'altra questione che è un po' ostica,
nel senso la trasparenza, l'apertura. Abbiamo avuto anche critiche anche per questo, perché queste cose non sono state fatte, no, in casa, perché riteniamo che l'apertura al mercato sia il modo migliore per portare le migliori competenze. Ma noi nella commissione abbiamo lavorato con i due ordini, perché ci abbiamo chiesto, no? Abbiamo coinvolto il territorio in questo modo, abbiamo lavorato con lo UAV che ha realizzato un po' il documento preliminare della progettazione, il DPP, ma poi le offerte sono state valutate da una commissione fatta dall'autorità portuale e da, diciamo, professionisti identificati dai due ordini, quindi il nostro legame con, diciamo, il mondo delle professioni è avvenuto questo ed è stato molto positivo. Abbiamo fatto un progetto che ha interessato, per quanto riguarda Venezia, insomma, la parte tra San Basilio, Santa Marta, Scomenzera, Sant'Andrea e una parte della marittima, e poi per quanto riguarda Chioggia, tutta la parte relativa ai saloni, insomma la parte un po' più dedicata all'aspetto turistico, ricettivo. Chioggia nessun problema, nel senso che è stato accolto molto positivamente, è stato percepito come un modo di prendersi cura in effetti di una parte del porto che ha, grazie anche alle crociere, espresso una vocazione recettiva molto interessante. A Venezia abbiamo fatto un'opera che all'inizio ha avuto uno svolgersi molto, molto lineare, poi dopo è andata interessando molto il territorio. Noi abbiamo fatto veramente centinaio, credo, di incontri, adesso non ricordo i numeri, ma di incontri con capitanerie, perché è una progettazione di aree portuali che è partita dall'esigenza di mettere ordine a una parte di quartiere in cui ci sono ancora il filo spinato che separa la città dall'acqua, a una parte di parcheggio che è ancora, diciamo, messo male, a una parte platea lavaggi dove ci sono dei binari che di fatto è una sottrazione alla città, di spazi verdi, di spazi dove stare bene. Cioè i principi su cui, se vogliamo andare a vedere, abbiamo ragionato, sono principi che partono da alcune esigenze: la valorizzazione e la rigenerazione delle aree portuali. Cioè questo è, no? Noi abbiamo il dovere di valorizzare il demanio e abbiamo il dovere di rigenerare delle aree che, ripeto, ci hanno a gran voce richiesto di prendersi cura di loro. Richiesta di spazi da adibire a funzioni portuali per le forze dell'ordine. Noi abbiamo intercettato delle esigenze della Capitaneria, della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Dogane, ma non perché vogliamo dare una priorità a questi rispetto ad altri, perché questi sono le forze dell'ordine operanti in porto. Hanno espresso dei fabbisogni e noi, progettando aree portuali, abbiamo dato ascolto a queste esigenze. Ottimizzare e rilanciare le funzioni portuali compatibili richieste dagli operatori portuali, gli agenti marittimi, gli spedizionieri. È gente che lavora al porto, è gente che ha bisogno di uffici, è gente che ha bisogno di luoghi in cui incontrare i propri clienti, e quindi noi abbiamo lavorato con loro. E dare una visione complessiva dell'ambito per riqualificare le aree degradate e margini urbani, razionalizzare percorsi e spazi di sosta. Anche in questo caso ci siamo occupati, no, di vedere, di intravedere una modalità di creare un tessuto, no, di rivitalizzazione anche di alcune aree. Gestione di nuove dinamiche funzionali, relazionali tra porto e città. Abbiamo fatto un lavoro che ha poi portato a delle strategie che valorizzano la funzione portuale, di apertura delle banchine alla fruibilità pubblica. Abbiamo previsto riqualificazione degli spazi pubblici, spazi per il carico e scarico per i cittadini, insomma tutta una serie di lavori, ma dove ci siamo impiantati, ed è lì che tu vedi, come dire, la difficoltà di incontrare un tema progettuale importante, sulla pedonalizzazione. Alla fine è inutile che ci nascondiamo. Poi dopo su questo sono montati altre questioni. È un progetto che è stato un po' preso da parte di tutti per dare contro l'uno, contro l'altro e quant'altro. Però il tema su cui di fatto il confronto è stato
no? In cui si sono generate delle necessità di ritornare su certi argomenti, ma poi è un'attività progettuale, ripeto, ancora molto preliminare. Capisco che siamo ancora molto lontani anni dalla prima ruspa che potrebbe fare qualcosa. È stato quello della gestione dei parcheggi, cioè del fatto che c'è in area portuale tutta una serie di parcheggi per le forze dell'ordine. A un certo punto la stratificazione negli anni ha portato a dare in concessione dei parcheggi anche per utenze private, cosa che io, diciamo, porto domani mattina, se c'è un'esigenza di un capannone, io posso fare un capannone, e questo poi ha generato la paura di togliere un diritto acquisito, che noi abbiamo compreso, abbiamo dialogato, anzi molte delle istanze che sono arrivate, quasi tutte, devo dire, sono state recepite, no? Le varie paure, io a volte ho parlato anche di paure, no? Di cose che si temeva, che ci togliete la CTV, ci togliete il mercato, cioè tutte queste cose che... E quindi è ovvio che poi l'autorità portuale ha accolto e ha fatto un lavoro di riscrittura importante del progetto. Dove siamo adesso? Noi abbiamo ricevuto da poco l'ultima versione del progetto, che ha richiesto in effetti di ritornare su vari punti. Penso che non so neanche se abbiamo approvato definitivamente per la liquidazione ai professionisti, quindi adesso abbiamo sul nostro tavolo un progetto che ha tutte le carte in regola per essere in qualche modo utilizzato dall'autorità portuale per i confronti successivi, perché di questo si parla. Noi, devo dire, la cosa più sorprendente che è stato detto, penso che sia stato un progetto tra i più comunicati e più condivisi nella storia di Venezia, però è stato quello che è stato additato di essere meno comunicato e meno condiviso, questo da tutti, dalle istituzioni, da vari diciamo, soggetti che hanno partecipato al dibattito. E invece su questo non è avvenuto, ed è un'occasione bellissima, io credo, di valorizzare parte della città, che deve considerare tutti gli interessi ad un miglioramento. Cioè la cosa che più mi ha diciamo, solleticato, più stimolato, è che quando tu provi a fare veramente un miglioramento di aree degradate, io non usavo la parola degradata e non sapevo se potevo, poi visto che l'abbiamo messo anche nella presentazione, a quel punto c'è un'attività di confronto, di ritorno, ma questo non può che migliorare il nostro progetto. Quindi nelle fasi successive il confronto, ovviamente con l'amministrazione comunale, che si è anche espressa sui giornali in maniera diciamo abbastanza muscolare, però diciamo, noi andiamo avanti, è un'area portuale, quindi che ha nel tempo ovviamente cambiato la sua pelle, e questo noi ne siamo consapevoli, anzi è stata un'attività di messa a disposizione della nostra capacità progettuale per la cittadinanza, non contro interessi di qualcuno, di pochi o di tanti. Questo è stato un elemento, diciamo, di sfida ulteriore, ma l'abbiamo accolto, adesso, ripeto, penso che in questi giorni sia arrivato la versione finale infiocchettata. A quel punto andremo avanti in tutti i confronti che sono doverosi. Bene, le ringrazio. La cosa che volevo sottolineare anche rispetto all'attività di monitoraggio che fa il nostro ordine di tutti i bandi di gara che vengono pubblicati nel nostro territorio di competenza è che molto spesso questo tipo di progettazioni vengono ascritte prevalentemente al tema delle infrastrutture. Sto aggiungendo una domanda ad un pezzetto di domanda, la domanda precedente, cioè vengono ascritti i temi delle grandi infrastrutture, mentre invece lei ha parlato certamente di infrastrutture di trasformazione della città, ma abbiamo parlato di architettura dove vivono le persone. E molto spesso, anche quando abbiamo analizzato questo bando di gara un paio di anni fa, mi sembra, oltre ad aver partecipato con un nostro rappresentante alla commissione, spesso emerge che le categorie di progetto che vengono bandite
vengono assorbite molto spesso dai temi infrastrutturali, lasciando spazio in modo moderato all'architettura e alla trasformazione della città, che non è solo un problema infrastrutturale. Il problema infrastrutturale ovviamente sta a monte, perché ci vuole un pensiero, un master plan che costruisca i rapporti tra gli spazi della città, ma alla fine è l'architettura nella quale abitano le persone che trasformano la città, anche i lavoratori di cui ha parlato lei, o diciamo gli enti doganali, le forze dell'ordine, che devono vivere in spazi di architettura pianificati e pensati da competenze professionali abili in questo senso. Questo è importantissimo. Sì, beh, poi ovviamente dove ci fosse una seconda fase o un pezzettino del nostro progetto che si può fare, no, perché in quanto già condiviso, quindi immagino nessuno è contro togliere la rete che separa, almeno questo, se poi c'è qualcuno che gli piace tanto la rete va bene, però ci sono alcune cose che già, no, soft, che possono sicuramente migliorare. Però certo il tema è quello, ed è in effetti la capacità di no, esprimere una corretta domanda al mercato. Nelle nostre corde sicuramente ci sono elementi infrastrutturali importanti, da lì che partiamo, perché lì è un po' il nostro mandato istituzionale, ma abbiamo un po' rimandato poi alla fase di progettazione vera e propria, no, di alcuni degli edifici o di alcune delle aree da aprire o di alcuni degli spazi da mettere a verde o appunto punti di carico e scarico, punti dove possono arrivare le ambulanze, anche spazi dedicati al gioco e quant'altro. Lì sì, lì diciamo il ruolo sicuramente verrà fuori. Andiamo a chiudere. Beraldo mi ha dato, però io non riesco a chiudere, devo farle una domanda. Mi ha dato uno stimolo non indifferente. La padrona di casa. Perché la questione della modificazione e dello spostamento di un settore portuale genera il progetto di Emmer, la città giardino di Marghera. Lo spostamento di un settore portuale in qualsiasi città del mondo provoca New York, provoca Buenos Aires, provoca Shanghai col Bund, provoca le città. Le città nascono perché sul ponte Sublicio ci stanno i dioscuri, come si chiamano, i sacerdoti, che vedono le merci che arrivano da Ostia, dal Tevere, e lì si litiga e Orazio Coclite combatte sul ponte di legno e nasce il pontefice, colui che tiene il ponte, e i Sabini e i Latini. Le città nascono perché attività di rottura dei carichi, di trasformazione di questi, e nascono con più elementi a volte, quindi avere un porto come il nostro, con più elementi che hanno più localizzazioni, crea delle occasioni per un futuro più lontano. Oggi non siamo forse in grado di dire come sarà, cioè, come nel 200 fossero in grado quelli che avevano il castello in piazza San Marco di dire che Venezia sarebbe diventata uno stato da mare, uno stato da terra, in cui nel fondaco dei turchi stavano dei veneziani, gli albanesi di etnia albanese, di stato da mar veneziano, ma di religione musulmana, che dialogavano molto bene con i turchi. Allora tutte queste localizzazioni, io non le chiedo di fare una disamina, Presidente, del progetto come ha fatto adesso sul waterfront. Tra l'altro con i miei studenti ho progettato un waterfront Marghera che le farò avere, che salva il porto però, ma è molto bello perché è di 5 chilometri, 30.000 abitanti, tanti turisti, non di quelli attuali. L'ONU sta prevedendo 6-7, nel 19 prevedeva 6-7 volte il turismo mondiale rispetto a quello attuale, poi col Covid si è ridotto naturalmente. In Italia no, non possiamo immaginare 6-7 volte il numero di turisti, però possiamo immaginarlo il doppio nei prossimi 50 anni. Anche prima.
e possiamo immaginare che ci siano altre forme di turismo rispetto a quelle che immaginavo io, cioè che si moltiplichino, che cambino, perché il tempo libero aumenta. Ma io non le chiedo questo. Allora, abbiamo già molte localizzazioni portuali, sì. Alcune ce l'ha. Sì. Beraldo ha anche citato le infrastrutture, che non è cosa indifferente. Forse spetta più a me, Beraldo, io sono un urbanista, Beraldo un architetto, spetta a noi disegnare in prospettiva, io lo faccio anche idealmente, no? Quasi utopicamente, non è utopia perché in un luogo preciso e non è il miglior luogo del mondo, quindi non è utopia, ma vado a disegnarle dove l'infrastruttura portuale arriva e crea infrastrutture. Allora, in queste localizzazioni molteplici del porto di Venezia, del porto dell'autorità portuale adriatico settentrionale, avete localizzazioni molteplici. Che infrastrutture alle spalle di queste localizzazioni molteplici prevedete possano essere realizzate o state realizzando, che poi diano a me e Beraldo lo spunto per progettare i prossimi 200, 300, 500 anni, mi allargo dai. Allora, io mi sono inventato questa cosa, cioè secondo me c'è in atto una sorta di rivoluzione, non guardate il pallino rosso che è posizionato male, una sorta di rivoluzione, inteso di rotazione delle funzioni portuali. Oggi avevamo alla Torre Sottano un corso molto bello finanziato da un progetto europeo, Digit Ports, in cui c'era un consulente che lavorava a Rotterdam e ha fatto vedere come pian piano il porto di Rotterdam si sia spostato rispetto al centro della città, poi bombardato nella seconda guerra mondiale, e abbia obiettivamente costruito molto, no, verso l'esterno, ed è un po' quello che è successo a Venezia, no? Obiettivamente c'era il fondo con i tedeschi, c'era Rialto, cioè, pian piano il porto ha preso la sua strada. Ma in questo caso, se voi ci fate caso, le crociere che vengono riposizionate su Marghera, la più grande infrastruttura, il più grande progetto che in realtà cambia un po' il volto del porto veramente è Montesíndial. Cioè Montesíndial è un'altra opera commissariale che divisa in 3 stralci, è un cantiere attivo, è un cantiere che sta facendo la parte di arretramento della banchina, di approfondimento dei fondali, di realizzazione di una prima parte di retrobanchina, ma perché è un progetto rivoluzionario e grande, a parte che è uno dei più grandi progetti greenfield che si stanno facendo veramente in Italia, ma perché è uno di quei progetti che abilita questa rotazione. Questa macchia blu che vedete qua sotto è un po' il riposizionarsi, un progetto che nasce con una vocazione di container, e di fatto ha un po' la vocazione a riposizionare verso sud delle funzioni portuali che a quel punto richiedono dei collegamenti e delle infrastrutture di trasporto, e quello che il progetto a cui stiamo lavorando è questo, un nuovo corridoio multimodale che crea un collegamento autostradale e ferroviario alla parte sud del porto, andando completamente a eliminare tutte le interferenze con il traffico urbano, e quindi in quest'ottica si ha, diciamo, una diversa localizzazione. Ovviamente questi processi liberano aree. Guardate, una delle cose principali che secondo me diciamo, molti fondi di investimento che stanno guardando a quello che succede in Italia all'interno dei porti stanno guardando a come e dove ci saranno occasioni per valorizzare le aree demaniali per la riqualificazione, per lo spostamento di funzioni. Noi adesso stiamo facendo il documento di pianificazione strategica del sistema portuale, che è un documento che è preliminare al piano regolatore, quello di Venezia e quello di Chioggia, ma il documento del sistema è uno. E in quel documento, che richiede l'intesa con la Regione dopo la conferenza dei servizi, di fatto noi dobbiamo andare a
disegnare il perimetro del porto, stabilire, definire i collegamenti e stabilire quali sono le aree porto, retroporto e porto città. Ne avete sentito parlare anche. Piano regolatore portuale, assolutamente sì. Questo è il momento in cui di fatto si va già un po' di per sé a incrociare che cosa? I forecast di come si svilupperà il mercato. Qual è la risposta che noi intendiamo dare, quindi proprio il design, il layout del porto del futuro per rispondere meglio a questa cosa, e questo sicuramente libera energie. È sicuramente un porto, noi l'abbiamo definito policentrico, cioè ha tutte le modalità di trasporto, ma effettivamente ha una dislocazione in varie parti della laguna, quindi è uno del demanio penso più grande che abbiamo in Italia, e il momento che stiamo attraversando adesso è veramente cruciale, perché quello che noi faremo, cioè portare il documento di pianificazione strategica al comitato di gestione, che ricordo ha un rappresentante della città metropolitana, un rappresentante della regione, del Veneto e l'autorità marittima di Venezia e di Chioggia, lì si innescherà il processo di condivisione attraverso la conferenza dei servizi, in cui tutti gli enti saranno chiamati ad esprimersi. Dopodiché c'è l'intesa con la regione e poi l'approvazione da parte del ministro delle infrastrutture, passato la conferenza dei presidenti. Ma è un momento molto importante che noi stiamo facendo partendo dalle esigenze portuali. Questo ci tengo a dirlo, perché questo sì è veramente porto quello vero. Qui non c'è alcun dubbio che tutte le attività di dragaggio che noi compiamo, le attività di investimenti sulle infrastrutture ferroviarie, sulle infrastrutture stradali, sull'energia, è tutto fatto per sviluppare il porto e in modo ovviamente da poterci localizzare attività portuali, retroportuali, anche industriali. Anche e soprattutto, non l'abbiamo detto, in virtù del fatto che tutta questa è un'area che va sotto la zona logistica semplificata, quindi lo Stato ha deciso, lo chiedeva prima una giornalista, di localizzare le zone logistiche semplificate dove c'è un porto, se no la zona logistica semplificata non ha senso. E chi è che deve, diciamo, abilitare e attrarre investimenti portuali all'interno della zona logistica semplificata? Sicuramente chi si occupa della gestione del porto. Quindi il tema sicuramente è molto stimolante, non ci sono in effetti tutte le risposte, ma ripeto, un altro tema che poi insomma andiamo a chiudere, le cose su cui noi più stiamo lavorando e su cui più ci stiamo concentrando adesso sono: primo, il rapporto con il MOSE, ovvero recuperare una posizione che la norma non ci ha aiutato ad avere, cioè avere un ruolo nelle decisioni del MOSE di alzato e di chiusura del MOSE. Noi non possiamo permettere che queste cose vengano fatte in assenza dell'autorità portuale, ma non tanto proprio perché l'autorità portuale rappresenta una comunità, rappresenta 20.000 aziende, 20.000 occupati, 1.500 aziende che operano e quindi non ha senso che lo Stato decida di investire sulle infrastrutture di questo tipo e il MOSE non ne tenga conto. Deve fare il suo lavoro, si deve alzare per quello che è giusto che sia, non troppo, aggiungo io, perché se lo alzi troppo probabilmente eviti anche, fai un danno ambientale ulteriore, perché eviti un'ossigenazione della laguna. E quello è un primo punto. Secondo punto, l'operatività del porto H24, che è un'altra funzione che serve per meglio articolare la distribuzione del traffico, meglio rendere efficiente il porto e gli investimenti che ci sono, e poi ovviamente i dragaggi con però l'ottica che vi abbiamo detto, cioè anche qui il Moranzani è ripartito. Perché è ripartito il Moranzani? Il Moranzani è ripartito perché noi abbiamo rappresentato le esigenze di conferimento dei fanghi legate al progetto Monte Sindial, che ha dei tempi commissariali, e quindi ci siamo messi a battere finché poi la governance comunale, regionale hanno trovato una sua configurazione, ma il Moranzani sarà quello che abiliterà anche la messa verde più veloce del parco, perché noi siamo quelli che lo faranno riempire, che hanno anche le risorse per farlo, per poi dargli la destinazione
collettiva che deve avere. Mi fermo qua perché... Scusi, proprio una battuta. È vero che le infrastrutture vanno in variante diretta ai piani regolatori, sia comunali che regionali, è vero, però la concertazione ha un suo peso vista in una logica di forma che è sostanza dell'infrastruttura, ecco, la forma dell'infrastruttura per il territorio oltre che per il porto. Questo mi sentivo di dirlo perché in prospettiva futura, pianificando il territorio, ci si troverà delle infrastrutture che derivano da un momento passato, la litoranea veneta anziché, e che sono utili anche per un futuro diverso forse da quello portuale in alcuni casi. Il tempo inizia un po' a stringere, mi sembra di capire. Si vuole proprio dire una parola per rispondere al collega, non diciamo perfetto. Io direi che il tempo sta andando avanti, siamo già alle 19:18, quindi ringraziamo il Presidente Di Blasio per questo scambio di idee. Chiaramente è solamente l'inizio di un dibattito che mi auguro possa proseguire rispetto al futuro dell'autorità portuale, ma soprattutto rispetto al futuro della nostra città e dei cittadini che vivono in questa città in una sorta di resistenza in alcuni casi rispetto al contesto nel quale abitiamo. Prometto che la prossima volta farò parlare gli ingegneri, quindi potete avere... Grazie. Una signora. Posso fare una domanda? Come no? Certamente. Non so, Presidente. C'è Molto veloce, una domanda solo. Si è pensato al finanziamento di questo mega progetto? È prevista una collaborazione internazionale o viene finanziato solo dall'Italia? Quale in particolare, mi scusi? Quale progetto? Questo progetto di cui stiamo parlando? Montesindia. Sì. Sono diversi progetti, il dottor Di Blasio ha parlato. Quelli commissariali intende, no? Allora, sì, i progetti sono... Noi abbiamo una dotazione finanziaria di circa 1 miliardo di euro, quindi tutti i progetti sono finanziati dal Ministero delle Infrastrutture, dalla Commissione Europea oppure dall'autorità portuale con i proventi dei propri canoni demaniali o delle autorizzazioni o delle tasse portuali. Quindi diciamo quello che noi realizziamo ha una copertura finanziaria pubblica, in alcuni casi si fa ricorso anche alla finanza privata con il project financing in generale. Collaborazioni internazionali, ci sono investimenti, molti investimenti anche stranieri, però la modalità è attraverso la concessione, quindi noi diamo in concessione una parte del porto che viene gestita per un tot numero di anni dagli operatori e dai terminalisti. Sì. Grazie. Grazie della domanda. La professoressa. Io volevo solo dirle, forse Presidente abbiamo dimenticato di dire che i progetti dei terminal interni alla laguna sono temporanei e quindi come si concilia questo articolato programma di interventi che hanno invece tutto un carattere di assoluta non transitorietà ma di assoluta definitività con la legge. E poi dal punto di vista tecnico posso darle un consiglio: i 4 progetti che lei ha elencato andrebbero e saranno chiamati a essere presentati contemporaneamente perché sono tutti tra essi collegati, hanno necessità di una valutazione di impatto ambientale e di una VAS, valutazione ambientale strategica, all'interno di un piano regolatore portuale, che lei sa meglio di me, che è del 1965, cioè che ha ormai 50 anni, non so neanche più quanti anni sono, e che quindi, e che quindi questa grande rivoluzione, non mi esprimo nel merito se positiva, negativa, non è questo il caso, ma sta all'interno di una riprogettazione spaziale, perlomeno, che va assolutamente codificata.
quindi prima il piano regolatore portuale, prima del piano del regolatore portuale un piano morfologico che sia approvato, gli strumenti degli interventi realizzati all'interno di una valutazione ambientale strategica. Se vuole possiamo discutere quando vuole. Io diciamo che per quanto riguarda i 4 progetti, diciamo, questo mi sento di dirlo, abbiamo avuto una particolare cura nel raccontare questi 4 progetti e nel evidenziarne i collegamenti, la propedeuticità, i termini di priorità. Sono progetti, non programmi, quindi noi confidiamo molto, devo dire, nell'attività della Commissione Via VAS. Prima non l'ho detto, ma con Montesindial noi abbiamo fatto una, come l'abbiamo chiamata, rinnovo, un revamping della via, quindi ci siamo, perché erano trascorsi alcuni anni, ma abbiamo comunque abbiamo un po' fatto pace con il Ministero dell'Ambiente in quella circostanza specifica, perché in effetti le cose sono andate veloci e il Montesindial è potuto ripartire. Su questo abbiamo fatto, diciamo, delle progettazioni specifiche, ma abbiamo avuto cura, diciamo, pur essendo delle candidature separate, di creare una comune lettura, e devo dire abbiamo chiesto l'audizione apposta anche al Ministero per andare. Sul resto, sul carattere transitorio o non transitorio, quello, diciamo, noi stiamo realizzando quello che la norma ci ha indicato, e speriamo di fare bene, insomma. Prego. Guardi, tenga il microfono, è l'ultima domanda, cortesemente. Non mi è chiarissimo se la professoressa accennava al piano morfologico della laguna, che non è approvato. La mia domanda è, in soldoni, questi progetti che lei ha sottoposto al VAS Via, una volta ottenuta l'autorizzazione del VAS Via, bypassano le forche caudine del piano morfologico, perché quello là è la fiaba del fior intento, è stato bocciato proprio dalla commissione VAS Via, quindi come si chiude il cerchio? Posso rispondere, nel senso che nel momento in cui nel 2022, vero professore? Nel 2022 il legislatore è tornato sulle questioni, diciamo, croceristiche lagunari, ha sia abilitato il tema di Chioggia, ma ha anche consentito alle opere commissariali perché in effetti all'inizio era previsto, no, la necessità di essere coerenti con un documento che si sarebbe dovuto approvare nella fine del 2021, ma in assenza del quale non potevo io far realizzare delle opere dimostrandone la coerenza con una roba che non c'è. Quindi ci si è rifatti a l'ombrello normativo più ampio, quindi la legge speciale per Venezia, con la quale l'opera commissariale deve essere coerente, e quindi questi progetti dimostrano la coerenza non con il piano che non c'è in effetti, ma perché normativamente siamo stati legittimati a riferirci comunque a quello che al cappello normativo di tutto. Quindi questo, non so se, professore, più o meno è così. No. Bene, il nostro tempo è finito, quindi ringrazio di nuovo il dottor Lino Di Biasio e grazie all'Ateneo Veneto per l'ospitalità.